Buon pomeriggio amici di Directa Sport, ben ritrovati sui nostri canali. Le immagini che vedete vi arrivano dal Lipunti Stadium in Sassari. Noi qui per raccontarvi Lipunti Bosa, gara che apre la 27esima giornata del campionato di eccellenza della Sardegna. Padroni di casa che stanno provando con le unghie e con i denti a tirarsi fuori dalle sabbie mobili della bassa classifica. Si trovano al momento al 16° posto in graduatoria con 19 punti. I play-out sono al momento lontani, solo 2 lunghezze. Bosa invece viaggia a metà classifica, 34 punti guadagnati fino a questo momento. Gli uomini di Carboni vogliono subito risollevarsi dopo la sconfitta con Guspini. In generale però il Bosa non sta vivendo un brutto momento, la sconfitta appena citata è l'unica delle ultime 5 uscite. Intanto le squadre sono pronte, schierate in campo agli ordini del signor Andrea Virgili di Olbia. Velocissimamente passiamo a darvi lettura di quelle che sono le formazioni scelte dai due tecnici, con Bosa che parte con Secchi in porta, difesa formata da Ongania, Mattiello e Pischedda, centrocampo a 5 con Dieng, Maida, Carboni, Ruggiu e Unali. Da davanti ci sono Di Angelo e Carboni. Risponde invece il Lipunti schierando Canalis in porta, difesa formata da Viale, Della Casamanca e Ruiu. A seguire Madeddu, Luiu, Valpablo, Oggiano, Usai e Fini. Il primo pallone per il Bosa che cerca subito un lancio lungo in direzione di Yang. C'è il numero 3 Ruiu a contrasto col giovane 24. L'ultimo a toccare un giocatore degli punti, allora possibilità da rimessa laterale per il Bosa con Pischedda che sembra intenzionato a mandare direttamente dentro l'area questo fallo laterale. Mette fuori la contraria dei punti. Possibilità ancora per Pischedda di mettere al centro, libera Viale, prova a alimentare l'azione offensiva Maida. Nessun problema in uscita per Canalis, rischia qualcosa Viale su Di Angelo. Il rimpallo favorisce ancora una volta il numero 2 dei punti, che però tocca male. La speranza di servire Osai, il pallone lascia il terreno del Lipunti Stadium. Allora nuova possibilità da rimessa laterale per il Bosa. Perfetto, non c'è problema. Cronometro l'hai messo. Rimessa affidata a Ongania. C'è Carboni che prova a lanciare in avanti alla ricerca di Roberto Carboni. Il pallone che arriva dalle parti del numero 21. Poi Di Angelo tocca ma non controlla. Ne approfitta allora Viale che esce forte. Mette fuori il pallone che sarà ancora a disposizione del numero 5 Ongania. Pischedda tocca il pallone non benissimo. Tentativo di alimentare l'azione offensiva, poi finisce per perdere il pallone. Allora Carboni a centrocampo con la testa, prova ad approfittarne Valpablo per il Lipunti che non riesce a prendere in mano il pallino del gioco. Ancora una volta premiata la cattiveria a contrasto di Ongania. Calcia lontano un pallone che sfiora un giocatore degli punti. Allora nuova rimessa per il Bosa. Lo stesso numero 5 nuovamente incaricato. Il pallone per Di Angelo. C'è largo di Yang. Tocca il pallone al numero 24. Occhio perché può entrare in area. Lascia andare un cross ben posizionato Luiu che però rischia in dribbling. Prova ad approfittarne immediatamente Carboni. Un grande intervento da parte di Della Casa che poi viene steso. Il direttore di gara fischia fallo in difesa per il Lipunti. Non d'accordissimo il reparto offensivo del Bosa che stava accarezzando l'idea di entrare in area con 2 contro 2. In ogni caso Canalis rilancia il pallone alla ricerca di Madeddu. Commesso fallo il numero 7. Allora c'è Mattiello pronto a battere. Ruggiu
controlla il regista di Carboni, si appoggia da Ongania, Di Angelo in posizione arretrata, costretto a tornare indietro dal numero 4 Mattiello. Un buon pallone in direzione di Unali, riesce a far correre Di Yang, sta entrando in area Maida, ha provato a proporsi il numero 6, il pallone ce l'ha ancora Di Yang che prova a crossare, nessun problema per Canalis che prova subito a rilanciare in direzione di Usai, il numero 6 non controlla il pallone. Gara incominciata da quasi 5 minuti con i punti che fa fatica a creare trame di gioco, Bosa che invece continua ad affidarsi alle geometrie per provare a scavallare la difesa di Salis, adesso con Carboni chiuso in maniera fallosa secondo il direttore di gara, fallo di Valpablo. Numero 8 ha ostruito in maniera scorretta per il fischietto di Olbia. E allora calcio di punizione, sul punto di battuta ci sono sia Mattiello che Ruggiu. Entrambi in grado di cercare la porta da quella posizione. Va proprio Mattiello, una deviazione della barriera, pallone che viene accomodato fra le braccia di Canalis, per un attimo pensa di rilanciare immediatamente lungo, di fatto rimane un'idea. Tanto Della Casa mette fuori il pallone, c'è un problema credo per Manca. Potrebbe aver avuto la peggio sulla battuta di Mattiello. Carboni che restituisce il pallone, si può ricominciare a giocare. Un ristabilito Manca che tocca il pallone in direzione di Usai, buono il tocco per Fini, c'è un po' di spazio per Oggiano, prova ad approfittarne il numero 11, lato corto dell'area di rigore alla ricerca di Usai, altra buona chiusura da parte di Mattiello. Prova un po' a sciogliersi adesso la squadra di casa con il controllo da parte di Fini, prova a far sparire il pallone, non tocca la sfera nessun giocatore del Bosa, allora rimessa per la squadra di Carboni. L'ultimo a toccare è Di Engel, i punti che l'ha già recuperata praticamente dalla stessa posizione in cui l'aveva persa, un po' di spazio per Usai, prova a ripartire immediatamente nel giro di una ventina di secondi, 3 rimesse laterali. Questa premia nuovamente il Bosa che stavolta allontana come può il pallone alla ricerca di Carboni. Le punti l'ha recuperata con Viale che prova a lanciare in lungo per Usai, preoccupato Piscata dall'arrivo del numero 6 costretto col piede destro a mettere palla in out. Salendo Ruiu per battere la rimessa, i punti che prova a prendere qualche metro dopo un inizio non brillantissimo. Usai prova ancora ad andare da Ruiu, c'è un tocco della difesa del Bosa, allora calcio d'angolo, primo della partita, il primo per la squadra di casa. C'è Luiu sul punto di battuta, 6 uomini riempiono l'area di rigore più Valpablo appena fuori, sceglie di batter corto Luiu, dai e vai con Oggiano, il dribbling secco su Mattiello, arriva adesso il cross, prova a toccare Della Casa, il pallone transita pericolosamente sulla linea, poi Usai prova ancora a
toccare in direzione di Fini, si accontenta poi della rimessa laterale, un po' di spazio per Viale, prova ancora a prendere metri sulla destra, va via anche col tunnel, chiuso poi da Carboni, l'ultimo a toccare è proprio il numero 2. Aveva fatto tutto molto bene sull'out di destra, Viale non è riuscito però poi a mantenere il possesso per i suoi. Carboni con un controllo particolarmente fortunato, poi bravissimo a far correre Unali, grande intervento ancora una volta da parte di Della Casa. Unali combatte il numero 15, riesce a mantenere il possesso per i suoi. Ungania, il tocco in direzione di Carboni, attaccato secco da Usai, occhio al potenziale 3 contro 3, spreca un po' qui Madeddu, Oggiano prova ad approfittarne. Non benissimo il tocco da parte di Gervasio Madeddu. Oggiano non è riuscito a rimediare all'errore del compagno, allora Bosa che prova a invertire il fronte con Dieng, apertura splendida in zona di Angelo che controlla, entra in area, arriva poi Valpablo che non caccia via il piede. Mette il pallone fuori dal recinto degli Punti Stadium e allora possibilità di rimettere in gioco per Ungania. Tocca il pallone di Angelo, c'è lì vicino Unali, Di Angelo prova a passare in mezzo a due, Valpablo però non è d'accordo. Bravissimo a strappare via il pallone e provare anche a ripartire. Molto meglio in interdizione che in costruzione, in questo caso il numero 8. Bosa ancora in zona tre quarti offensiva. Si fanno vedere Carboni e Di Angelo, servito quest'ultimo non benissimo il pallone verso Rugiu che si ostacola un po' anche con Carboni. Pischedda aggiusta la situazione come può mettendo direttamente il pallone fra le mani di Canalis. Estremo difensore ex Sassari Latte Dolce, riparte da Rugiu, c'è fallo sul numero 3 chiuso in maniera fallosa secondo il direttore di gara. Arriva allora subito il lungo lancio alla ricerca di Oggiano, continua a preferire lanci lunghi la difesa di Salis, per ora non ha rischiato praticamente nulla invece quella di Carboni. Calcio di punizione già battuto, Mattiello in possesso di palla, si alza la pressione dei giocatori degli Punti. Mattiello allora mette il pallone per Dieng, tentato il controllo al volo, numero 24 che si è trovato in una zona in cui il campo però è finito. E allora nuova possibilità di organizzarsi per i Punti, che guadagna qualche metro con questo secondo fallo laterale consecutivo, falli laterali che diventano 3. Si fa vedere Usai, servito adesso il numero 6 che riesce a prendere posizione su Unali, non su Dieng, non c'è fallo nemmeno del numero 24, il pallone allora è per il Bosa, l'ultimo a toccare è stato proprio Andrea Usai. Ancora Bosa con Pischedda, fase un po' confusa del match, parecchio spezzettata. Prova ad approfittarne allora Oggiano, il pallone va fuori ancora una volta. Carboni, toccato duro nella circostanza da manca. Allora calcio di punizione per il Bosa. Va subito a lanciare nello spazio per Unali. Non bastano le braccia larghe del numero 15 per convincere il direttore di gara a non fischiare. Lui prova subito a lanciare in direzione di Usai con la testa, prova a mettere nello spazio per Fini. Anzi, stava arrivando Madeddu.
nulla di fatto perché Secchi ben posizionato, non ha nessun problema in uscita e poi lancia lunghissimo la ricerca di Maida. Dieng mette giù un buon pallone e poi prova a lanciare immediatamente nello spazio per Di Angelo, sfida in velocità con Viale, pallone del 24 è troppo lungo per il 22 e allora Viale rimette in gioco per Usai, la sponda di Usai. Ultimo a toccare è un giocatore del Bosa, allora lì punti pronto a rimettere in gioco. Stiamo per superare il quarto d'ora di gioco nel primo tempo, risultato ancora sullo 0-0. Viale direttamente sui piedi di Carboni che fa ripartire Di Angelo, ne approfitta Ruggiu, uscita nervosa di Della Casa che alla fine ha ragione. Sì, parietto fra Luiu e Carboni, ha chiesto 3 volte la distanza al numero 10, alla fine ha calciato un siluro che si è spento sulla coscia sinistra del 21 del Bosa, tornando di fatto fra i piedi di Luiu, i punti che in ogni caso non approfitta del lungo lancio di Luiu. Si parte da calcio di punizione, credo per posizione di fuorigioco. Secchi che rilancia più lontano che può alla ricerca di Dieng. Il colpo di testa è di un giocatore degli punti. Rimessa Bosa già battuta con Carboni che non trova con servizio col destro di prima nessun compagno, prova a distendersi, allora Usai prende qualche metro il numero 6, prova a imbucare anche per Oggiano, tentativo vanificato dal buon posizionamento di Ruggiu, a volta però Fini l'ha già recuperata. Ruiu nello spazio alla ricerca di Oggiano, non riesce a staccare su Mattiello, l'altra parte Dieng viene steso. Allora calcio di punizione per il Bosa. Dieng va via Fini ma non c'è fallo. E allora è lo stesso Dieng che ha toccato per ultimo il pallone. Rimessa in gioco per gli uomini di Salis, tocco di Fini. Che fa fallo. Carboni ottiene un calcio di punizione. Lamentandosi della trattenuta della casa. Alla fine il direttore di gara lo accontenta. Non da solo. È giusto ricordare che la terna composta da Virgili di Olbia, Puggioni di Sassari, signori Puggioni di Sassari e Faggiani della stessa sezione, ha già battuto Mattiello, uno schema col pallone che diventa buono per Di Angelo, Maida ne può approfittare, alla fine però c'è una buona uscita di Canalis, difesa da Manca. Esce bene da questa situazione la difesa degli punti con Della Casa. Oggiano mette palla su Fini che prende un po' di spazio, poi prova anche ad aprire il sinistro, è un tiraccio quello del numero 9, è comunque qualcosa. Come detto i punti non ha costruito tantissimo, quella del tiro da fuori può essere una soluzione. Fini è certamente in grado di fare meglio di così. Qua c'è nuovo calcio di punizione. Adesso qua Luiu viene ammonito.
reazione particolarmente rude, se così possiamo dire, su Dieng. In realtà qua lui ha rischiato che il colore di questo cartellino fosse diverso da quello che in realtà poi gli è stato sventolato in faccia. In ogni caso, primo ammonito della partita, il capitano degli Punti. Calcio di punizione con Luiu, qualcosa a metà fra un tiro in porta da quella posizione e un servizio alla ricerca di Fini. In ogni caso, nulla di fatto, si conclude tutta questa situazione. Allora, ripartenza, Bosa con Mattiello che va a sinistra da Di Angelo. Su problema per Secchi in uscita, nuovamente in possesso di palla al portiere del Bosa. Abbiamo da poco superato il 20° minuto, fallo di Maida su Della Casa. Ancora lui, stavolta molto meglio che in precedenza, riesce anche a mantenere il possesso, ma Deddu Fini va via, calcia fortissimo! A un passo dal gol dell'1-0 i Punti, nuovamente sul sinistro di Fini. Una penna c'è. Ha fatto tutto molto meglio che in precedenza, il numero 9, un dribbling e poi una staffilata col mancino. Migliore occasione della partita per i Punti, senza dubbio. Capitata sul mancino di Fini, il lungo rilancio da parte di Secchi, la testa di Della Casa con Dieng che prova a rilanciare in avanti alla ricerca di Unali. Carboni poi ha provato a girarsi, ha trovato però una diga a centrocampo. Luiu, colpito dal pallone, ha provato a mettere in movimento Giano. Pallone però che schizza sul terreno del Punti Stadium, diventa imprendibile per i giocatori della squadra di casa. Ora provano a ripartire, Dieng però ha recuperato su Valpablo, ancora il numero 24 raddoppiato da Fini. Adesso meglio i Punti in questa fase, con Unali che recupera però per il Bosa e prova a lanciare nello spazio per Maida, il cross al centro con Canalis che non esce benissimo, alla fine però è parecchio efficace perché nessun giocatore del Bosa riesce a intervenire su quel pallone. Questa è probabilmente una delle migliori occasioni capitate agli uomini di Carboni. Di Angelo, punta viale, prova a entrare in area ancora però con Valpablo, è una sfida aperta fra l'8 e il 22. Valpablo che è in interdizione, sta giocando una grande partita. Unali controlla il pallone, il numero 15 su Usai, commesso fallo il classe 2002 dell'I Punti. E allora già battuto il calcio di punizione il Bosa con Di Angelo in possesso. Ruggiu, servito da Ungania, pallone buono in direzione di Mattiello, stretto a lanciare lungo il capitano del Bosa. Maida non controlla questo pallone. Particolare la posizione di Maida in campo, corre veramente tantissimo il numero 6, tra centrocampo e attacco è praticamente dappertutto.
Adesso prova anche a pressare su Della Casa e per un soffio non porta via questo pallone. Ruiu. Buono il controllo da parte di Fini, che con la punta però non riesce a servire il proprio terzino, resiste alla carica Carboni e prova a puntare verso la porta. Ancora Marco Carboni riesce a entrare in area, appoggia sulla destra per Maida, arriva il cross con Di Angelo che era pronto a colpire a botta sicura. Ottima ancora una volta la chiusura da parte dei centrali degli punti. Oggiano alza questo pallone su Mattiello, prova a far correre Madeddu. Comunque tutto fermo per una posizione di fuorigioco da parte di un giocatore degli punti. Calcio di punizione già battuto con Carboni servito. Dieng però non trova nessun compagno, allora prova ad approfittarne Oggiano. Possibilità di servire Usai sulla destra, chiusa da Ongania. Rimessa è per i punti, c'è Valpablo che si fa vedere, preferisce lasciare a Viale il compito della battuta, nessuno però copre su Usai che è libero di essere servito. Viale prova ad andare via su Ongania, ci riesce, punta anche Ruggio, lo passa, grande giocata da parte di Viale, Madeddu non arriva, il pallone è ancora buono per Fini, col destro Fini, nessun problema per Secchi. Adesso i punti sta bussando molto più che all'inizio della partita. Squadra di Salis alla ricerca del gol del vantaggio. Sarà una grande opportunità, ancora sempre protagonista Viale che quando punta sulla fascia destra è un cliente veramente complesso. Tanto è nuovo calcio di punizione per i punti con Viale che si propone, lui lo ignora, intenzionato a mettere al centro il pallone. Luiu è un tiro in porta con Secchi che battezza il pallone sopra la propria testa. La palla passa una ventina di centimetri sopra la traversa, pensierendo zero il portiere degli ospiti. Stesso Secchi che tocca lì vicino per Mattiello. Liberato Unali, fa via la grande il numero 15. Fischiato veramente tantissimo nel corso del primo tempo il direttore di gara. Manca non riesce a liberare la difesa degli punti. E allora possibilità per Di Angelo, ci fa vedere Ruggio, un po' di spazio per il numero 25, il controllo non è perfetto, il secondo decisamente meglio. Grande anticipo da parte di Ongania, ne approfitta Viale però lanciando nello spazio per Usai, un pallone che il numero 6 non riesce a raggiungere perché il campo finisce. Allora Ongania per Mattiello col mancino verso Maida, il stop di petto è buono per Luiu che fa ripartire Fini nello spazio. Madeddu, bel pallone in direzione di Oggiano, la sterzata del numero 11 in area. Madeddu calcia addosso a Secchi, in ogni caso non sarebbe stato valido, tutto fermo, via di una posizione di fuorigioco del numero 7 Madeddu. Una squadra di Salis che ha di fatto cominciato a giocare. Adesso sta tentando in tutti i modi di sbloccare il risultato. Maida con la testa non riesce a... Occhio all'errore di Viale. Chiede scusa ai compagni il numero 2 con la testa appoggiato. Forse troppa leggerezza in direzione di Canalis. Bravo. Estremo difensore a intuire. Traiettoria del pallone, anticipare per questioni di millesimi di secondo. Carboni che arrivava. Adesso il pallone in direzione di Dieng che è venuto qui a sinistra, scambiato la posizione con Di Angelo, ha spinto Valpablo su Dieng,
Lancio di Ongania della casa per Unali. Rugiu calcia addirittura da lì con la testa. Nella circostanza della casa mette fuori questo pallone. Usai, buono il controllo, ma Mattiello. Un raddoppio perfetto. Dieng. Ancora Mattiello, Rugiu. Non controlla benissimo il numero 25 con Luiu che prova a portare via il pallone. Alla fine ci riesce Oggiano. Troppo superficiale qua il numero 10 di casa. E poi è bravo a recuperare il pallone. O meglio, così pensavo io. In realtà ha toccato il piede di Rugiu commettendo questo fallo. Il solito Mattiello sul punto di battuta quando siamo all'alba della mezz'ora nel corso del primo tempo. Due uomini in barriera per Canalischi. Sa che Mattiello non cerchi direttamente la porta. Infatti dritto in porta, un flipper che alla fine premia Ruiu che di testa esce per i punti, ma Maida controlla ancora per il Bosa, allarga il pallone in zona di Angelo, bravo a mantenere in campo questa sfera, il cross da parte del numero 22, chiuso ancora una volta da Luiu. Allora possibilità da corner anche per il Bosa. Devi scendere. Punto di battuta dovrebbe esserci Carboni. In 4 del Bosa riempiono l'area più Mattiello che arriva e Dieng sul limite dell'area. È un cross che non trova nessun uomo in maglia rosso-blu e allora Viale prova a rilanciare immediatamente. Grande diagonale da parte di Pischedda che segue Fini fino alla parte sinistra del campo. Intanto volato un pallone molto vicino alla testa di Viale. Abbiamo ripreso a giocare con Luiu. Buono il controllo su Unali, lascia lì per Fini, prova a girarsi il numero 9 chiuso da Di Angelo nel tentativo di agganciare il pallone, aggancia solo il tallone di Maida e allora secondo cartellino giallo per i punti dopo Luiu. Ammonito anche Fini. Lungo lancio di Mattiello per Dieng, di testa di prima alla ricerca di Maida, chiuso bene da Manca. Con l'esterno manda nello spazio per Fini. Luiu, ancora il numero 9 che controlla, chiuso da Di Angelo che non lo fa girare. Fini prova ad andare da Usai, in un primo momento passa, alla fine però subisce il fallo di Pischedda. Calcio di punizione per i punti. Solito numero 10 sul punto di battuta di qualsiasi calcio da fermo della squadra di Salis. In 6 a offendere l'area di Secchi, il pallone arriva, mette fuori come può Maida, arriva il destro da parte di Vialeva. Tempo e spazio per caricare la conclusione, il numero 2 non trova. Una traccia interessante in direzione della porta di Secchi. Comunque un primo tempo divertente nonostante lo 0-0 fino a questo momento. Squadre continuano a attaccarsi senza perdersi particolarmente. Proprio dobbiamo fare una critica, forse la quantità clamorosa di falli che se ne è stato fischiato fino a questo momento. Decisione che non trova il favore del pubblico di Lipunti, questa di assegnare, rimessa al Bosa,
Nessun dubbio però per il direttore di gara che comanda. Rimessa laterale per i bosani. Al Pablo però l'ha già recuperata con Viale che prova a far correre Oggiano, tocca invece il pallone Ruggiu. Oggiano non riesce a evitare che la sfera sparisca nel sottopassaggio del Lipunti Stadium. Allora nel frattempo che arriva il pallone va al Pablo, controlla in maniera particolare ma efficace. Manca. A sinistra c'è Ruiu, servito adesso il terzino col numero 3, si appoggia dalle parti di Luiu. Non è benissimo il lancio di Luiu, allora prova a distendersi il Bosa con questo pallone per Ruggiu, difficile da raggiungere per il numero 25. Deve chiedere scusa a Carboni a Ruggiu, anche perché questa potenzialmente è una delle occasioni migliori per il Bosa in questo primo tempo, sprecata però dalla fretta del numero 16. E Ruggiu non cammina neanche benissimo. Magari su quel pallone in un'altra situazione sarebbe potuto arrivare. Intanto prova a cercare una traccia che mandi direttamente al tiro Carboni Ongania. Niente da fare però, allora il pallone che balla sulla linea laterale, alla fine lo recupera Dieng. Carboni non riesce a controllare, anche se non ci ha provato neanche probabilmente, visto che è l'ultimo tocco di un giocatore degli punti. Allora rimessa in zona area di rigore per Gaston Ongania, che va direttamente dentro l'area alla ricerca di Carboni, prova ad avvitarsi per colpire di testa questa sfera. Nessuna possibilità però con Luiu che è bravissimo in interdizione. Ruggiu addirittura calcia, lascia partire un destro molto interessante balisticamente. La mira però non è quella buona per impensierire Canalis. Arriva comunque quando siamo quasi al 40esimo, uno dei primi veri tiri verso la porta della partita. Fini a sinistra per Usai, si muove tantissimo su tutto il fronte offensivo il numero 6, lascia partire questo cross per Oggiano, colpo di testa del numero 11 che non impensierisce Secchi. Altra gran bella occasione questa però per il Lipunti. Oggiano completamente libero di colpire al centro dell'area. Un avvitamento però non è riuscito a trovare l'impatto corretto col pallone. E allora lungo rilancio di Secchi con Viale che di testa prova a far correre Fini, ne esce Maida con tanta garra, ma alla fine ha ragione Luiu. Costretto a uscire Canalis che col destro prova a mandare un filtrante per Usai. Piscata ancora una volta di prima allontana Di Angelo, chiuso da due uomini. Vediamo se riesce a uscirne, sembrava di sì in un primo momento. Il direttore di gara non fischia e il Bosa recupera il pallone. Ruggiu largo a sinistra dove c'è Dieng, il numero 24 prova a puntare in un primo momento, poi appoggia su Carboni che non chiude il triangolo. Gran giocata di Oggiano che mette in movimento Usai. Non c'è fallo su Usai, allora Oggiano bravo a recuperare ancora questo pallone. Con la suola ha provato a passare Mattiello, troppo esperto il numero 4 che ora però chiede il cambio. Sentito tirare Mattiello, sta provando a catturare l'attenzione della panchina, va a terra Mattiello. E allora Fini in maniera particolarmente onesta mette fuori il pallone permettendo le cure del caso a Mattiello. Si è fatto male esattamente nel momento in cui ha evitato a Oggiano di passare. Girato immediatamente verso la panchina toccando il flessore. Adesso vedremo chi prenderà il posto del capitano del Bosa.
e non è una perdita di poco conto per Carboni. Fuori quindi Mattiello dentro con il numero 3 Leonardo Riu. Adesso vedremo come si organizza la squadra di Carboni. Un Riu che dovrebbe essere un esterno, infatti c'è il numero 16 Paolo Carboni che va a prendere il posto che spettava fino a questo momento a Mattiello. Quindi si riorganizza allora anche tatticamente la squadra di Carboni. Di Angelo tocca ancora questo pallone, prova subito a coinvolgere Riu, non c'è fallo di mano secondo il direttore di gara. L'ultimo a toccare ancora una volta Ruiu. E allora nuova possibilità di rimettere in gioco da rimessa laterale per il Bosa. Buono il tocco da parte di Leonardo Riu, non riesce però ad approfittarne Carboni. Di testa Ongania, prova ancora a far correre Carboni. Rugiu tiene ancora alto questo pallone, prova a mettere ordine Fini, ancora una volta prezioso il lavoro da parte di Unali. Pischedda con il destro per Carboni, Valpablo commette fallo sul numero 21 che batte immediatamente a sinistra per Dieng. Occhio perché può puntare sulla velocità il numero 24, preferisce ancora una volta però appoggiarsi dalle parti di Maida con un pallone che il numero 6 non riesce a raggiungere. E allora con un nulla di fatto si chiude questa azione degli uomini di Carboni della casa. Lancio lunghissimo alla ricerca di Madeddu, un po' di spazio per Usai che non si avvede dell'arrivo di Dieng, lo sposta quanto basta per disturbarne il possesso. La stessa identica cosa che fa Oggiano, una genialata per far correre Fini che calcia, non benissimo Secchi, sta arrivando Usai, deve chiudere Carboni. Ancora una volta sul sinistro di Fini le migliori occasioni delle punti. Non è finita con Fini che di tacco qua si piace un po' troppo, ci pensa comunque Dieng a mettere pallone sul destro di Viale. Colpo di testa da parte di Rugiu, con la coscia Fini ancora a mettere giù. Con la suola per Viale, interessante il cross col mancino. Non trovato però Giano al centro dell'area, allora Viale per Fini, un po' di spazio per il numero 9, chiuso subito però da Carboni. Dieng allontana ma sul petto di Viale, occhio perché può puntare Maida, lascia partire il cross col destro, nessun problema per Secchi in uscita. Secchi non riesce a prendere una decisione in tempi brevissimi come avrebbe voluto, si affida allora a un lunghissimo lancio in direzione di Angelo, colpo di testa da parte di Della Casa. Valpablo, bello il tocco di Oggiano per Luiu, il pallone arriva nuovamente dalle parti del numero 10 che controlla. Ancora Luiu che perde forse un tempo di gioco ma comunque mantiene il possesso allargando sulla sinistra per Ruiu. Fini, cross interessantissimo, meglio sembrava interessantissimo, in realtà la mira è sbagliata, la palla va direttamente in out. E allora ci sarà Secchi a rimettere in gioco questo pallone. Non c'è più Mattiello per battere vicino. E allora lungo rilancio dell'estremo difensore per Dieng che di testa prova a far correre Carboni. Non male lo stop di petto da parte di Viale che poi lancia anche lungo linea per Usai. Intanto credo che il direttore di gara abbia fischiato fallo e non rimessa, infatti è così. Calcio di punizione già battuto da Ongania quando ricomincia a piovere sul Lipunti Stadium.
Bella giocata da parte di Viale che va via Carboni, poi lancia nello spazio per Madeddu. Colpo di testa alla ricerca di Oggiano, nessun problema per Carboni che alleggerisce in direzione Secchi. Stretto a correre qualche metro all'indietro di Yang per ricevere questo servizio da parte di Carboni. Torna dal proprio numero 16. Decide di lanciare nuovamente lungo alla ricerca dell'altro Carboni, quello col numero 21. Ancora una volta chiuso però da una buona morsa dei difensori centrali degli punti. Viale vola sulla fascia destra, esce sempre a superare il diretto avversario. Non benissimo questo pallone di Ruiu invece è bravo a metterlo sul mancino di Fini che crossa, occhio alla possibilità per Oggiano di rovesciata. Una giocata splendida quella del numero 11 che accarezza il palo alla sinistra di Secchi. Una delle migliori occasioni per i punti quando siamo proprio quasi alla fine del primo tempo. Attendiamo solo la segnalazione del recupero. Dieng fa correre solo Luiu. Intanto un minuto di recupero segnalato con questa pioggia che ci inquieta. Siamo in attesa del duplice fischio. Viale, il tacco di Ruggio a impedire a questo pallone di raggiungere Usai. Ancora Viale, va via secco a Carboni, poi scambia con Valpablo, coinvolto Luiu, va giù il numero 10, calcio di punizione per i punti. Va a cercare immediatamente Madeddu, lascia scorrere il pallone Secchi. Potrà rimettere in gioco estremo difensore del Bosa. Contro il favore di Carboni, Secchi sceglie di lanciare lungo in direzione di Angelo. Buono il colpo di testa del numero 22, non c'è più tempo però per questa prima frazione, le squadre vanno a riposo sul punteggio di 0-0, noi prendiamo una piccola pausa pubblicitaria, torniamo per raccontarvi i secondi 45 minuti in questo Lipunti Bosa. A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfer da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Torniamo live da Lipunti, sta per cominciare il secondo tempo di questo Lipunti Bosa, gara che vale la 27esima giornata del campionato di eccellenza della Sardegna. Le squadre
tornano per i secondi 45 minuti. Sul punteggio di 0-0 si attende solo il fischio di Virgili, che si possa ripartire con questi secondi 45 minuti. Il primo pallone sarà per i padroni di casa degli punti. Fischio che arriva in questo momento, prima sventagliata la ricerca subito della casa. Lanciato in proiezione offensiva, prova ad approfittarne immediatamente il Bosa, allora con questo tocco di Maida la ricerca di una sorpresa nei confronti di Canalis, non trova però lo specchio della porta. Dopo 30 secondi però arriva la prima conclusione della ripresa. Di Angelo va a distendersi sulla sinistra, si fa vedere ancora una volta un giocatore del Bosa sull'out mancino. Fermo però per via di una posizione di fuorigioco, non ha smesso di piovere sul campo dei punti. Occhio a Usai, un po' di spazio per Madeddu, può calciare col sinistro a un passo dal gol dell'1-0 i punti, ancora sul mancino di Gervasio Madeddu. Stata una deviazione, sarà corner. Secondo minuto del secondo tempo, il cross di Luiu, i pugni di Secchia a metter fuori. Va a combattere Oggiano con Pischedda, il colpo di testa da parte di Valpablo, tocca ancora col petto il capitano degli punti, mette il pallone sul destro di Viale, Fini di prima al centro alla ricerca di Madeddu, colpo di testa del numero 7 che stacca su Gania. Ancora una volta Li Punti pericoloso ma ben posizionato Secchi. Bella palla dentro per Unali, ha rischiato tantissimo qui la difesa degli punti, che riparte comunque immediatamente. Dovrebbe essere entrato in campo invece Bonu nelle fila del Bosa. Sta agendo sulla fascia sinistra, dovrebbe essere proprio il numero 19. Perché non vedo più Dieng, quindi un cambio c'è stato e come. Non farli abbassare, Anto, così! Non farli abbassare! Schierato con un simil 4-4-2 adesso il Bosa di Carboni, un Maida che agisce praticamente da aiuto a Carboni là davanti. Il tocco da parte di Bonu, che è un giovanissimo, classe 2005. Si lamentavano i giocatori del Bosa per un potenziale fallo che non è stato fischiato dal direttore di gara. E allora Viale a mettere in movimento un compagno che non controlla il pallone, allora Carboni lancia nello spazio per Maida, Ruggiu, il tocco ancora di Carboni che non allarga subito per Bonu, va giù ma non c'è fallo, lui allora prova a portare via il pallone ma non ci riesce. Per il buon lavoro da parte di Angelo si fa vedere Bonu sulla lungolinea sinistro.
Carboni prova a spiegarsi col giovane compagno. In ogni caso il possesso di palla è ancora per il Bosa. Non riesce ad andare via Pischedda, ma per sua fortuna il tocco di Val Pablo manda direttamente il pallone in out. Colpo di testa da parte di Val Pablo, il pallone che va giù adesso con lo stesso numero 8 che prova a lanciare lungolina per Usai. Controllo da parte di Manca, larga verso Ruiu, prova il lob in direzione di Fini, lo stop è buono da parte del numero 9 che manda ancora in avanti per Oggiano. Ruiu ne recupera un'altra, eccolo Fini, problema di girarsi in mezzo a 3 uomini praticamente. Ruiu tocca il pallone in out, chiedeva tocco da parte di Fini, stesso Fini però che riceve il pallone di Ruiu, controlla, lo mette in aria pericolosamente sulla testa di Madeddu, ancora pericoloso il numero 7 in questi 5 minuti e 50 di secondo tempo. Per la seconda volta. Ancora con un colpo di testa. Secchi stavolta gioca vicino per Ungania. Occhio perché Fini ha nuovamente recuperato questo pallone. Stavolta Ungania però rimedia al proprio errore. Ma Madeddu porta ancora una volta via questo pallone. Ruiu macina chilometri sulla fascia sinistra, mette il cross per Usai. Pallone troppo lungo per il numero 6 che è molto veloce ma non può arrivare su questa sfera. Allora rimessa per il Bosa con Rugiu che prova a uscire ma non ci riesce. Oggiano per Luiu, c'è largo Ruiu, servito adesso il numero 3, pensa alla conclusione, lascia partire il sinistro in 2 tempi senza troppi patemi. Portiere Secchi fa solo il pallone. Settimo minuto, 0-0 il punteggio. Risultato che in realtà scontenterebbe entrambe, che se vivono situazioni di classifica profondamente diverse le due squadre. 34 i punti del Bosa, l'abbiamo ricordato all'inizio, 19 quelli del Lipunti che deve provare a vincere questa partita per dopo un mini problema tecnico che speriamo di aver risolto, torniamo a raccontarvi questa 27esima di eccellenza. 9 minuti 20 secondi nel corso del secondo tempo, il pallone ce l'ha Unali che scambia con Ryu, il numero 3 non arriva su questa sfera.
Lungo rilancio da parte di Ruiu, ci arriva prima di tutti Carboni, la testa di Luiu ad allontanare, Di Angelo, fase confusa, qui prova a mettere ordine a questo pallone verso Bonu, non c'è fallo del numero 19, si fa vedere Maida in area, bello servizio per il numero 6 e non arriva l'appuntamento col pallone, entrato bene però il giovane giocatore del Bosa in campo. Occasioni da una parte e dall'altra, così come nel primo tempo, anche in questo secondo. Accordato il permesso a Canalis di rimettere in gioco questo pallone, corre Ruggiu e di testa, costretto a regalare rimessa. Ruiu cerca un compagno in Fini, il colpo di testa interessante di Ruiu che libera Gervasio Madeddu, lungo linea per Oggiano che è veloce, prova a puntare l'area di rigore, l'ultimo a toccare è Carboni, calcio d'angolo per i punti. C'è Fini che per un attimo accarezza l'idea di battere immediatamente, poi si offre come soluzione per un corner corto, vediamo cosa deciderà Luiu. Va al centro con questo pallone che attraversa tutta l'area di rigore, Usai col sinistro, gran chiusura da parte di Maida, lo stesso numero 6 che adesso allontana il pallone dove c'è solo Della Casa, perché Carboni l'ha recuperata. Commesso fallo però il numero 21, viene anche ammonito da signor Virgili. Calcio di punizione per il Lipunti. Dodicesimo in corso. In 0-0 è un pallone da sostituire. Lungo lancio da parte di Luiu alla ricerca di Fini, è bravissimo il numero 9 a mettere il pallone giù col destro, va anche a mantenere il possesso per i suoi, poi il direttore di gara dice che la palla è uscita e allora rimessa per il Bosa, c'è Ryu. Ruggiu controlla e mette fuori un pallone che è buono solo per le tribune. Ancora li punti avanti con Ryu. Alza la gamba Oggiano, lo fa in maniera illegale per il direttore di gara. Fischia fallo contro il Lipunti, un po' respirare adesso la difesa del Bosa. Carboni, proprietà di palleggio del numero 16, lancio alla ricerca di Maida. Ryu, buona traccia per Carboni, il tocco per Maida interessante, lato corto dell'area di rigore, si torna dal numero 21 che può concludere, c'è ancora possibilità per Maida che mette dentro. Al Pablo tocca un pallone che era già uscito fuori. Mezzo rischio questo per la difesa del Lipunti. Continua comunque a ben comportarsi esattamente come quella del Bosa. Attacchi decisamente peggio che i reparti offensivi fino a questo momento. Luiu calcia in porta! A un passo da un gol pazzesco il numero 10 del Lipunti. Provato a calciare praticamente dalla linea centrale del campo. Al minuto 15 abbiamo rischiato di assistere al gol dell'anno. Secchi leggermente fuori dai pali, ma con lui in campo non ce lo si può mai permettere.
L'azione del Bosa non prosegue in attacco, allora Luiu prova a mandare per Fini, ancora una volta prezioso l'intervento da parte di Luiu, prova ad alzare i giri del motore, adesso la squadra di Salis. Quel Bosa che deve trovare il modo di rientrare in questa partita, bene come stava facendo nei primi minuti del primo tempo, in parte anche nella parte finale della prima frazione. Adesso sta lasciando di più il gioco in mano alla squadra di Salis. Pischedda, lungolinea che serve solo Viale, però prova a partire il numero 2. È ispiratissimo, fermi soltanto facendogli fallo. Grande intervento da parte di Ongania, che però è costretto a rimettere il pallone sui piedi di Fini. C'è Madedu che prova a proporsi, Fini non trova poi il modo di calciare col sinistro il pallone. Unali allora lo difende con particolare esperienza. Molto bravo qui il numero 15 del Bosa, lasciarsi attaccare. Calcio di punizione comandato in favore del Bosa, già battuto da Ongania. Colpo di testa di Ruiu, col tacco Fini a liberare soltanto Ruggiu. Un po' di spazio per la corsa di Bonu, addirittura Usai in ripiegamento. Bonu riesce ad andare dallo spazio per Pischedda, poi prova a proporsi, riesce anche a arrivare sul pallone che non è uscito. Ancora una volta gran giocata da parte di Bonu, che da una situazione come quella guadagna al massimo sia il corner. Nessun cambio nei punti, tutta la panchina di Salis a scaldarsi. Vedremo se metterà mano alle riserve. Intanto arriva il cross, libera come può Canalis, non bellissimo stilisticamente ma abbastanza efficace perché nessuno possa poi arrivare su quel pallone. Pallone che dovrebbe comunque essere ancora buono per il Bosa. Batteriu prova ad accorciare adesso Di Angelo, ma si inserisce Oggiano. Bravo Di Angelo a recuperare un altro pallone. Poi però il più lesto di tutti è Madedu, che prova ad andare nello spazio da Usai. Pallone non preciso, quello del numero 7 per il 6. E allora nuovamente avanti il Bosa con Bonu, un rimpallo che non lo premia. Allora Lipunti che prova a recuperare sto pallone con Usai, steso poi dallo stesso numero 19 del Bosa. Calcio di punizione. Luiu stavolta non bene come in precedenza questo calcio di punizione. 19esimo in corso. Secchi rimette lì vicino per Carboni. Colpo di testa da parte di Viale, che voleva essere un servizio per Usai. Non può arrivare su questo pallone il numero 6. Ancora Viale. Riesce a passare stavolta, ancora una ottima chiusura da parte di Bonu. Stavolta il controllo di Maida è ottimale. Scambio con Carboni che premia nuovamente il numero 21, prova a entrare in area Carboni, ottima. La chiusura nuovamente da parte di Manca. Diligente gara dei reparti difensivi di entrambe le squadre. Fatto, le occasioni che sono arrivate sono state prettamente per tiri dalla distanza, comunque qualche cross al centro,
come questo che va alla ricerca di Carboni, si allaccia un po' con Fini, arriva Ruggiu che calcia, ma calcia addosso a Della Casa, possibilità per Di Angelo, tanto spazio per ragionare col cross, Maida non arriva per un altro grande intervento da parte di Della Casa, Unali deve per forza colpire questo pallone, calcio di punizione dice per fallo su Oggiano, rimasto a terra Oggiano, Unali era obbligato ad arrivare in un modo o nell'altro su questo pallone a fermare l'azione. Sarebbe stato un 3 contro 2 parecchio pericoloso per la sua difesa. Alla fine frana addosso a Oggiano, calcio di punizione ineccepibile. E comunque è riuscito anche a non giocarsi la carta del cartellino giallo. E a questo momento solo ottime decisioni per Unali in questa partita. Luiu, stop di spalla praticamente di Fini con Unali ancora una volta a disturbare, non riesce però in mezzo a due a passare. Allora Ruiu converge al centro del campo e lascia lì il pallone per Usai. Usai non riesce a liberarsi del pallone prima che Di Angelo glielo porti via. Qua Maida viene messo giù ma non c'è fallo per il direttore di gara. Lui preferisce comunque mettere in out il pallone. Il direttore di gara ha fatto segno che il giocatore dei punti ha colpito il pallone. Di fatto il fallo non lo ha fischiato. Lui però ha sentito i lamenti di Maida, ha preferito mettere il pallone in out. Un gesto di fair play nel numero 10. Sembra comunque in grado di rialzarsi Maida, che sicuramente stava meglio prima. Ragazzo che ha sempre giocato nel Bosa, cresciuto nel settore giovanile della squadra allenata da Carboni. Abbiamo visto giocare in praticamente tutti i ruoli. Intanto Lipunti è ricominciato con Oggiano che prova a sterzare, manda nello spazio a sinistra per Fini dentro l'area, lascia partire il sinistro, Secchi sicuro in due tempi. Preziosa uscita del portiere degli ospiti, stavolta non ha avuto nessun problema a bloccare questo pallone, gioca con una maschera protettiva sul naso. L'altra parte però ancora Maida, che prova a lasciare andare il destro da posizione improbabile, colpisce comunque Della Casa che per un attimo pensa a ripartire, ma il pallone ce l'ha ancora Bonu. Il cross al centro da parte di Fabio Bonu, non c'è nessuno però del Bosa sul secondo palo, allora libera Ruiu, lo fa andando da Fini, la ricerca del lungolina per Madeddu, buono lo scambio fra Ruiu e Fini, lo stesso Ruiu poi va da Oggiano, il controllo del numero 11, solo pallone dice Carboni, allora occhio alla possibilità per Riu, sul secondo palo sta arrivando Maida, prova a cercarlo di prima Riu, buona chiusura ancora una volta da parte di Della Casa che si attacca al numero 6, non lo lascia passare. Adesso Unali con Fini, calcio di punizione ancora una volta guadagnato da Unali. Eccellente partita del numero 15, costo di ripeterci.
Sul punto di battuta c'è Ruggiu per il Bosa con Carboni che prova a invitare il compagno a servirlo subito, va invece col cross al centro, prova a staccare Ongania, prima di lui c'è Viale che tocca il pallone in out, rimessa ancora in attacco per il Bosa. Si fa vedere Di Angelo, lo stop col petto da parte del numero 22 che viene però poi anticipato da Luiu che ricaccia il pallone in avanti. Alla fine è Ruggiu a mettere fuori per il Bosa, li punti ricomincerà la propria azione da questa rimessa laterale battuta da Viale alla ricerca di Usai, un po' strattonato qua il numero 6, se ne è accorto Virgili, decide anche di ammonire Pischedda. Considerato fallo tattico. No, gliel'ha prima tirata lui e poi gliel'ha tirata l'altro. Quello di Pischedda. E allora calcio di punizione li punti. Siamo al 26esimo minuto. C'è il solito Luiu sul punto di battuta. Così. Guarda il 7, guarda il 7, guarda il 7. Luiu crossa al centro, sta arrivando Usai, riesce a sfiorare il pallone col destro, anche se poi alla fine l'ultimo a toccare è Ryu, o meglio Ryu. Che viene... cosa? È considerato. Tocco del giovane numero 3, calcio d'angolo li punti. Con solito Luiu pronto a battere, va sul primo palo, mette fuori Di Angelo, prova ad approfittare dell'opportunità Ruggiu che col destro prova a crossare. Non è il suo piede, si vede. Rimessa dal fondo per il Bosa. Allontana il pallone Ongania sperando di passare da Ryu. Rimessa per i punti. Oggiano prova a far andare Fini sulla sinistra, il cross del numero 9. Carboni libera non benissimo, costretto a regalare calcio d'angolo. Sei uomini dei punti in attesa della battuta di Christian Luiu. È un corner basso, Fini non arriva. Grande opportunità questa per i punti. Oggiano non benissimo, poi non viene ovviamente considerato come retropassaggio. Sai che si arrabbia tantissimo il fallo subito, ma situazione piuttosto classica in realtà. Abbiamo il documento firmato. 29esimo in corso, lungo rilancio alla ricerca di Maida che si scontra con Manca. Stavolta Virgili comanda calcio di punizione per il Bosa. Per un attimo Di Angelo ha accarezzato l'idea di battere immediatamente in zona Leonardo Riu. Poi però ci ha ripensato. Questa può essere un'ottima occasione per il destro sia di Carboni che di Ruggiu. Non c'è più Mattiello, quindi sarà uno dei due incaricato a battere. Intanto c'è un cambio nei punti fuori Fini.
Dentro con il numero 16 Matteo Moro. E poi fuori anche Usai. E dentro Borrozzu. Sì, Antonio Borrozzu col numero 19. Non ha bisogno di presentazioni il classe 78 a piazzarsi al centro dell'attacco di Salis, quando però c'è Carboni pronto a battere, sbatte sul muro eretto dai giocatori del Lipunti. Occhio a Maida in area, Maida prova ad arrivare Unali, libera come può, manca il pallone che rimane lì pericolosamente. Valpablo prova a mettere ordine con la suola e ci riesce. Viale lungolinea, prova a controllare Oggiano, non riesce, si accende adesso il match, il pallone per Unali servito da Di Angelo, Valpablo ne ha recuperata un'altra. Oggiano non riesce a far ripartire i suoi, allora possibilità per Maida che di esterna la grande allarga dalle parti di Carboni. Sta arrivando in sovrapposizione Bonu col sinistro, prova a mettere al centro di prima. Nessuna possibilità per Maida, chiuso ancora una volta da Della Casa. Non allontana Valpablo, si accontenta della rimessa. Intanto c'è stata un'espulsione nella panchina del Bosa. Lo sapevi che era così, no? Sì, deve lasciare il campo un componente della panchina del Bosa. Non gli sei simpatico, dai. Ma che hai sentito almeno? Bene. Si può ricominciare a giocare con Viale che con le mani alla ricerca di un compagno, alla fine trova Luiu che allarga questo pallone, lo fa in direzione di Ruiu per Moro, il cross col mancino, ma c'è sempre Unali a far da schermo. Rugiu non riesce a riguadagnare possesso per i suoi, ma alla fine Luiu di fatto serve Maida, prova a partire Carboni, spinto da Valpablo. Il giallo forse un po' eccessivo qui per il numero 8 che di fatto aveva provato a tagliare la strada al diretto avversario. Direttore di gara sicuramente meglio posizionato di noi, deciso di ammonire anche Valpablo. Trentatreesimo, ancora punteggio sul 0-0. Rugiu con qualcosa a metà fra un passaggio filtrante e un tiro. Intanto Borrozzo qua alza tanto la gamba e Rugiu va giù e riceve il calcio di punizione. Meno di 4 secondi prima che ne venga fischiato uno a favore degli Punti per fallo su Di Angelo. Ha avuto la peggio Di Angelo in questo scontro, un pestone probabilmente che lo costringe a terra. 5 gol in questo campionato per l'ex giocatore del Macomerese e del Calangianus, che anche se parecchio dolorante si rialza. Senza l'aiuto dei sanitari si può ricominciare comunque 11 contro 11. Controllo da parte di Ruiu e fallace. Allora rimessa per il Bosa, lo stesso Riu a mettere in avanti ancora questo pallone 2 volte di testa. C'è Moro che guadagna, rimessa laterale. Pallone verso Oggiano, Riu non arriva, Oggiano di prima prova a girare in zona Borrozzu. Non può arrivare su questo pallone il classe 78 e allora Luiu tocca all'indietro per Manca.
Preferisce ragionare lui tornando da Canalis. Lungo rilancio dell'estremo difensore degli punti per la testa di Oggiano, ma Ungania lo annulla. Moro scambia con Luiu sventaglia alla ricerca di Viale, un grande pallone per il numero 2. Non c'è tocco di Pischedda come chiedeva Viale. E allora semplice rimessa dal fondo per il Bosa. Bel pallone per Carboni che col controllo manda al bar, mezza difesa degli punti, poi calcia, grandissima diagonale da parte di Manca che lo annulla. Di Angelo per Ruggiu, c'è largo Bonu servito in questo momento sull'out di sinistra, calcia un buon pallone al centro, pallone che attraversa tutta l'area di rigore prima di essere controllato da Ruggiu che sventaglia in direzione Oggiano. Sono un po' saltati qua tutti gli schemi. Borrozzu che genialata in zona Madeddu chiuso da Riu, non c'è nulla di falloso anche se Madeddu allarga le braccia. Ottima chiusura di Leonardo Riu e corner per i punti. Tutto pronto per la battuta di Luiu sul secondo palo con Manca che addirittura riesce a controllare solo per un attimo però, perché poi è bruciato da Fabio Bonu. Va a correre sulla fascia il 19, addirittura Oggiano che deve ripiegare. Ultimo a toccare proprio il numero 11 con un passato nel settore giovanile del Cagliari. E allora Bonu controlla con la coscia, prova a far correre Di Angelo, ha subito il fallo di Valpablo che perde un po' di tempo a lamentarsi con il direttore di gara e perde Maida con Bonu che poi è lanciato. Duello con Viale, un bel duello questo nel corso del secondo tempo fra due giocatori estremamente veloci. Possesso ce l'ha Pischedda, scambia con Di Angelo, arriva adesso il cross alla ricerca di Maida, si allaccia un po' con Ruggiu, c'è niente di falloso ovviamente, un pallone che era troppo lungo per Maida, si spiega adesso col compagno. Lungo rilancio di Canalis, pallone che piove sul cerchio di centrocampo, fine della casa allontana come può, intanto però c'era una posizione di offside da parte di Maida, allora calcio di punizione per i punti con Luiu che apre completamente dall'altra parte del campo per Viale. Buono il tocco di testa da parte di Pischedda che fa correre Bonu, non perfetto Valpablo, prova ad approfittarne Maida. Questa parte però ancora una volta un prezioso lavoro da parte di Della Casa, guadagna qualche metro Canalis. Lancio per Oggiano, il colpo di testa del numero 11 però è seguito solo da quello di Ungania che fa ripartire il Bosa. Tocco di Angelo per Maida che ha un po' di spazio. Stanco il numero 6, riesce comunque a far correre Di Angelo. Riesce a mantenere il possesso anche in mezzo a tre uomini, costretto comunque a perdere qualche metro, a mettere palla sui piedi di Ruggiu che sventaglia dalle parti di Riu. Pallone che il numero 3 non riesce a controllare. 7 minuti mal contati alla segnalazione del recupero. Ancora possibilità per entrambe le squadre di provare a vincere questa partita. Ruggiu scambia con Luiu. Oggiano che chiede di essere servito, viene accontentato adesso dal proprio capitano. Prova anche a far correre Ruggiu sulla sinistra. Intervento in scivolata da parte di Riu. Quindi rimessa per i punti in zona offensiva. Intanto un nuovo momento di cambi. La squadra di casa, fuori Valpablo, dentro con il numero 14, classe 1995 Mattia Sara.
Cambia anche nel Bosa, fuori Unali. Proviamo a darvi subito il nome dell'uomo che ha preso la posizione. Dovrebbe essere il numero 30. Lorenzo Avellino, un altro giovanissimo. Bel pallone per Ruiu sulla sinistra, il cross di prima, preziosissimo intervento col piede mancino da parte di Carboni che si prende, meritatissimo 5 del proprio portiere, un pallone che non fosse stato toccato dal numero 16 sarebbe stato estremamente pericoloso per la difesa del Bosa. Intanto il corner è dall'altra parte e allora se ne occupa Azara e non Luiu. Bella palla al centro, stacca Pischedda, poi Riu calcia come può, il pallone arriva dalle parti della casa con Azara pronto a mettere al centro, c'era ancora una volta Manca pronto a battere a rete. Nuovamente Pischedda a mettere fuori, Viale. Prova a girarsi su Bonu, non passa, poi sì, ancora strepitoso Viale, cross al centro e Manca non riesce a timbrare il cartellino. Altra grande possibilità questa per il Lipunti. Ancora una volta sulla testa di un difensore centrale, Caparbio. Viale lì sull'out di destra a recuperare 2 volte quel pallone, poi cross al bacio per Manca che non ha trovato l'avvitamento giusto per mettere in porta il pallone. Intanto qua i giocatori del Bosa chiedevano corner su questo contrasto, il direttore di gara abbastanza deciso nel assicurare rimessa a Canalis. Lui non riesce a staccare, ci pensa allora Lorenzo Avellino. Rugiu col sinistro, un'apertura interessante in zona Fabio Bonu. Va di prima il cross al centro, lo lascia passare per un attimo della casa. Per sua fortuna da quelle parti c'è Ruiu. E allora prova a distendersi i punti con Azara intelligente, con la punta a toccare il pallone che Rugiu mette fuori. Adesso hanno fretta le due squadre, 2 minuti e mezzo alla segnalazione del recupero. Buona la giocata di Oggiano che mantiene il possesso di palla, riesce anche a servire Moro. Bella palla dentro per Borrozzu che non aggancia, era tutto buono. Grande occasione questa per Borrozzu con la palla che lima i tacchetti del classe 1978. Con un controllo fatto bene, probabilmente staremmo raccontando il gol dell'1-0. Altra rimessa di Viale, stavolta di testa di Angelo. Azara controlla per i punti, va via in un primo momento ma non in un secondo su Bonu. E allora Carboni preferisce ragionare, allargare dalle parti di Angelo. Stesso Di Angelo rischia di perdere palla in mezzo a 2, alla fine ha commesso fallo nonostante fosse in possesso di palla di Angelo. E allora calcio di punizione per i punti. Luiu, apertura in zona Madeddu, colpo di testa di Ongania con Pischedda che nel tentativo di alleggerire all'indietro per il proprio portiere sbatte con la testa su, credo, Borrozzu. In ogni caso viene fischiato fallo alla difesa per la difesa del Bosa, con Carboni che ha già battuto in zona Rugiu. L'esterno per Carboni che non controlla. E allora ancora possibilità per i punti con Luiu che scambia con Oggiano, lascia partire il destro da trentina di metri, chiede scusa poi ai compagni, poteva sicuramente prendere un'altra decisione, anche se con quel destro è comprensibile che ogni tanto si lascia accarezzare dall'idea di calciare verso la porta.
stavolta però non la migliore delle versioni per il numero 10. Intanto tutto pronto per la rimessa da parte di Secchi. Controlla Ruggiu e mette all'indietro per Pischedda, un pallone che non trova mai da davanti. Dovrebbero essere stati assegnati 4 minuti di recupero. Ora si andrà avanti fino al 49esimo. Siamo alla metà del primo. Colpo di testa di Carboni, colpo di testa di Maida che prova a lanciare nello spazio bonus. C'è troppo anticipo per Manca che alleggerisce in zona Canalis. Moro scambia con Ruiu, saltato troppo facilmente Avellino. Allora Asara per Viale, combatte con Pischedda che alla fine ha la meglio. Asara però prova a recuperare per i punti e ci riesce. Ancora Viale, dentro il pallone per Oggiano, Oggiano calcia e arriva il gol degli punti. Minuto 91, sempre Riccardo Oggiano. È il gol numero 8 del campionato del giocatore col numero 11. Ancora una volta preziosissimo lavoro da parte di Davide Viale, caparbio nel recuperare quel pallone e mandare con l'esterno dentro per Oggiano. Oggiano si presenta in area, sfida Secchi, calcia sul secondo palo e trova il gol dell'1-0. Linfa vitale per il campionato degli punti questo gol di Riccardo Oggiano. E arriva anche in un momento in cui mancano praticamente 2 minuti alla fine della partita. Bosa punito. Veramente la partita sembrava destinata sui binari dello 0-0. Asara prova a distendersi ancora i punti, che ora ha come obiettivo ottenere il pallone il più lontano possibile dalla porta. Gioca subito Secchi con Carboni, il pallone verso Pischedda, servizio verso Maida, anticipato secco da Della Casa. Ruggiu lo salta anche Luiu e prova a regalarsi un'ultima occasione il Bosa, il pallone lì dietro per Di Angelo, il cross per nessuno, addirittura stop di petto di Canalis. Fa venire un mezzo infarto ai sostenitori dei punti presenti sugli spalti. Il lancio verso Borrozzu, Pischedda allontana. Lo stesso prova a fare Viale. Grande lo stop di Borrozzu che però è buono solo per Avellino. Fallo di Borrozzu su Di Angelo. Voleva che si facesse giocare Carboni, invece momento anche di un cambio, fuori Luiu, dentro con il numero 13 Ignazio Carabayal. Vedremo se ci saranno 30 secondi supplementari. La fascia che passa sul braccio di Mattia Asara. Infatti, allora fuori da lì, cazzo ci fa? Fuori da lì, fuori ancora. Calcio di punizione che potrebbe essere l'ultima occasione della partita del Bosa per provare a pareggiare. Il lancio di Ruggiu, colpo di testa da parte di Moro, allontana Manca e poi Borrozzu guida addirittura la ripartenza, potenziale 4 contro 2, c'è largo a sinistra, Asara servito a destra, il numero 14, arriva il cross per Madeddu, prezioso ancora Secchi, arriva Ruiu e spreca il
gol del 2-0. C'è una grande parata però da parte di Secchi, perché è corner. Secchi espulso. Antonio, perché? Rigore. Il direttore di gara ha buttato fuori il portiere del Bosa, cercando di capire se per una protesta, una parola, un fallo, ma no, fallo no, perché i giocatori degli Punti non stanno andando a battere un penalty, ma il corner che gli spetta. Tutti gli effettivi del Bosa intorno al direttore di gara di Olbia, cercare di capire quale sia la motivazione dietro a questa decisione. Ha detto qualcosa. Deve aver... Lui li ha sentito, se no non è possibile, non c'è stato altro. No, non c'è stato nulla. Non l'ho capito. Probabilmente ha detto qualcosa che il direttore di gara non ha apprezzato. Carboni è arrabbiatissimo, intanto è proprio Secchi, sì, l'uomo espulso. Era finita, lascia perdere. Dai, calma. Peggiori la situazione. Magari chiederemo Questo che io non ho capito. nel post partita qual è stato il motivo dell'espulsione Non ho capito il cazzo, l'ha capito la di Secchi. Intanto che ha fatto partita. No, non ho capito. Secchi viene sostituito al numero 44 a Kenza. Dovrebbe essere uscito Riu. Ma neanche, va. Controlla il pallone Borrozzu, ma di fatto non c'era più tempo. Il triplice fischio del direttore di gara arriva in questo momento. La gara va in archivio con la vittoria del Lipunti. A tempo scaduto ha punito la difesa del Bosa. Riccardo Giano con l'8º gol del suo campionato. 3 punti di importanza siderale per il proseguo del campionato dei Punti, che continua a inseguire una salvezza insperata forse fino a qualche settimana fa. Seconda sconfitta di fila invece per il Bosa, e comunque rimane in una situazione di classifica tutt'altro che preoccupante. Io ringrazio Fabio Madau per le immagini che vi sono arrivate dal Lipunti Stadium. Grazie anche a voi per essere rimasti con noi fino a questo momento. L'invito è quello di rimanere collegati sui canali di Directa Sport.